Dopo 3 edizioni presso l'ente Fiera Millenaria di Gonzaga, il Mondo di Pippi approda ad Ostiglia in 2500 metri quadrati di area Expo, tanti giochi e aree di divertimento per i bambini, all'insegna del bambino come centralità. Oggi potrete trovare in questo sabato e questa domenica giochi gonfiabili, laboratori didattici, aree di gioco libero, naturalmente tutto all'interno gratuito. Si paga un biglietto di ingresso sia adulti che bambini e tutte le attività poi sono gratuite. Anche la solidarietà parla al Mondo di Pippi, noi ospitiamo questa associazione che è l'associazione Sindrome di Beckwith-Windemann, una delle molte malattie rare, perché vogliamo che il Mondo di Pippi sia un momento anche di incontro e di passaggio di informazione alle famiglie. Il Mondo di Pippi si caratterizza sempre come coniugazione di aree di gioco libero con i laboratori e con dei momenti scientifici. Questo è quello che ha portato da sempre la nostra manifestazione. Logicamente Ostiglia ha un'area molto più piccola rispetto alla Fiera Millenaria di Gonzaga, che ci vede con 10.000 metri quadri, e ringraziamo però il Comune di Ostiglia che insieme a noi e Fiera Millenaria ha deciso di portare questa manifestazione in questo comune per questo territorio, un territorio che ha vissuto purtroppo il problema del sisma e che ha voglia di ricominciare, e secondo me i bambini sono un buon punto di inizio e il futuro. È un evento, non è solo una manifestazione, ed è tale proprio perché è la prima volta dopo anni che tentiamo qui nella zona Expo di rilanciarlo con qualcosa di nuovo, che non fossero le solite manifestazioni tradizionali. Quindi per questo è un evento, è il numero 0. In più dobbiamo dire che iniziamo un rapporto di collaborazione con Fiere Millenarie di Gonzaga, che dopo diversi anni di approcci finalmente stanno dando dei risultati. Infatti questa è la prima manifestazione che andiamo a svolgere assieme. Ce ne saranno delle altre, a metà maggio faremo la fiera dell'elettronica e speriamo che questo dia un po' di impulso in questi momenti di crisi, non solo all'Expo ma anche tutto al nostro paese, che diventi di nuovo il centro di aggregazione socioculturale e commerciale di tutta la zona.